divisi sulla provincia, uniti dall'autostrada. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle e di Belluno Autonoma Regione Dolomiti formano un'insolita coppia nella battaglia contro il prolungamento della 27. A rispolverare l'annoso discorso è stato il presidente della regione. Noi restiamo fermi sulla progettualità di un asse viario che va da Belluno a Monaco. Siamo aperti a valutazione di proposte assolutamente migliorative, però resta un dato concreto che da Belluno a Monaco sul vecchio tracciato c'è una distanza calcolata di 213 km. Vorrebbe dire portare questo territorio nel cuore pulsante della Mitteleuropa in un batterbaleno. Proposta subito bocciato da 5 Stelle e Bard. È venuto il momento di prendere atto che il progetto della Venezia-Monaco è definitivamente abortito. È venuto il momento di impegnare energie e risorse economiche per progetti e infrastrutture rispettose dell'ambiente dolomitico, in gran parte patrimonio dell'umanità, commentano gli autonomisti. Sulla stessa linea il parlamentare pentastellato bellunese. Vi è veramente un'incomprensione su quello che sono le importanze del territorio. Oggigiorno, se noi dovessimo pensare ad una continuazione della 27 verso Monaco, metteremo in profonda discussione quello che per noi è un preziosissimo logo che è il Dolomiti e patrimonio dell'UNESCO. Ma al bellunese servono vie di comunicazione. Dal Bard sottolineano che servono infrastrutture che migliorino i trasporti da e verso il territorio e serve soprattutto migliorare le comunicazioni intervallive. Il turista, quando vuole venire su un territorio come il Veneto, come il bellunese, ha bisogno di spostarsi con delle reti pubbliche. Ecco perché l'importanza della metropolitana di superficie, ecco perché l'importanza dell'anello delle Dolomiti. L'idea del trenino delle Dolomiti raccoglie consensi, un'infrastruttura utile al turismo che potrebbe salvare un servizio oggi in ginocchio. Inoltre, e per gli autonomisti questa è una carta importante, aprirebbe canali di comunicazione, di trasporto e di mercato con il Trentino Alto Adige. La congiunzione Feltre-Cismon, invece verso nord la congiunzione Calalzo-Dobbiaco può essere un rilancio turistico del nostro territorio, un aggancio al Trentino Alto Adige.